Benvenuti e buona domenica, oggi è il 5 aprile 2026. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.26, la luna si leva alle 22.07 e cala alle 8.18. Oggi si celebra San Vincenzo Ferreri. Il nome deriva dal latino Vincentius, dall'aggettivo vincens, e significa letteralmente colui che vince o colui che conquista. Oggi, 5 aprile, celebriamo la Giornata Internazionale delle Coscienze, un'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite. È un invito rivolto a tutti per impegnarsi nella costruzione di una cultura della pace. Un momento per riflettere su come i nostri valori universali possano tradursi in gesti quotidiani di tolleranza e armonia. Tanti auguri per i 50 anni di Simone Inzaghi. Lo storico allenatore dell'Inter, che ha da poco raggiunto il traguardo del mezzo secolo, è ormai un'icona del calcio italiano. Vincitore di scudetti e coppe, è l'unico ad aver trionfato in Coppa Italia e Supercoppa sia come calciatore che come tecnico con la Lazio. Oggi festeggiamo anche gli 83 anni di Elena Ferrante, l'autrice del fenomeno mondiale L'amica geniale, la cui vera identità resta uno dei segreti meglio custoditi della letteratura. Ha saputo raccontare Napoli e l'amicizia femminile con una potenza tale da ispirare serie TV e film acclamati in tutto il mondo. Infine un augurio per i 53 anni di Pharrell Williams. Produttore visionario, cantante e ora direttore creativo della Uomo di Louis Vuitton, Pharrell ha ridefinito il concetto di pop star moderna, influenzando non solo la musica con 13 Grammy al suo attivo, ma anche l'estetica della moda globale. Un vero giallo letterario, il 5 aprile 2004 si scopre che i resti custoditi nella tomba di Francesco Petrarca ad Arquà appartengono in realtà ad una donna del XIII secolo. La testa del sommo poeta era stata sostituita, alimentando un mistero che ancora oggi affascina gli studiosi della nostra letteratura. Se vuoi stirare alla metà del tempo, metti un foglio di carta alluminio sotto il copriasse da stiro. L'alluminio riflette il calore, così mentre stiri un lato della maglietta, il calore riflesso stira contemporaneamente anche l'altro. In pratica è come se stirassi entrambi i lati in un colpo solo. E in lavatrice invece? Fai una pallina di stagnola e mettila nel cestello, aiuterà ad eliminare l'elettricità statica dei vestiti, così i panni usciranno meno stropicciati e i peli dei tuoi animali non resteranno attaccati ai tessuti. Buona domenica ai 12, la Luna sembra salutare con un po' di nervosismo l'opposizione con Urano. Cosa accade agli altri pianeti? Ariete, un po' scontenti e insoddisfatti dei risultati questa domenica, vorrete comunque nutrire delle aspettative più calme e serene, visto che il sabato è stato sì coinvolgente, ma non come vi aspettavate. Toro, per voi Venere sta decisamente dettando legge e con Plutone vuole trasformare il rapporto di coppia in una maniera più costruttiva. Gemelli, per voi il cielo è un cielo molto pieno di cambiamento. L'opposizione della Luna con Urano potrebbe urtare un po' i vostri sentimenti per qualche parola detta. Cancro, per voi oggi si assiste un po' alla fine di una serie di nervosismi di cui proprio vorreste fare a meno. Dovrete comunque tornare di nuovo alla realtà, ma questa domenica godetevela fino in fondo senza pensieri. Leone, la giornata di oggi è una giornata che provoca le urticanti fastidiosità di una luna che ancora non vuole decidersi a mettervi in reale comunicazione, in connessione con il partner. Pazientate un po'. Vergine, per voi oggi la luna vi saluta con una tirata di ingegno, una botta di fantasia a fine giornata che vi aiuterà moltissimo a gestire una domenica un po' anomala e sorprendente. Bilancia, per voi oggi la luna vi fa pensare che siete veramente all'inizio di un cambiamento epocale della vostra vita, quindi sursum corde, Urano sta per arrivare ad aiutarvi già. Scorpione, protagonisti dello zodiaco con questa luna così forte e potente nello zodiaco che vi rincuora e vi ripaga di mille fatiche e che soprattutto ora vi mette nelle condizioni di potervi concentrare solo sull'amore. Sagittario, per voi la luna è una luna un po' misteriosa, una luna che suggerisce le battute, una luna che a volte vi fa sembrare alcuni discorsi un po' alieni, non avete proprio voglia di impegnarvi a capire cosa passa per la mente degli altri.
Capricorno, per voi oggi la luna rappresenta un gioco di squadra, una chiarezza su quali mosse applicare dalla settimana prossima, proprio da strateghi quale siete. Fatevi coccolare dall'amore intanto, Acquario. Per voi oggi la luna finge di essere un fastidio, ma un fastidio provocatorio. La luna in combutta con Venere, infatti, vogliono farvi uscire un po' dal vostro guscio. Chissà se l'amore ci riesce. Pesci, per voi una grande passione comunicativa, morite dalla voglia di comunicare agli altri i vostri sentimenti, pensieri, emozioni e soprattutto i progetti che avete per il futuro. Buona domenica! Il 5 aprile 1930 il Mahatma Gandhi compie un atto leggendario di disobbedienza civile, la Marcia del Sale. Dopo aver percorso 240 miglia a piedi, raccolse un pugno di sale sulla spiaggia di Dundee per protestare contro il monopolio britannico. Fu un passo decisivo verso l'indipendenza dell'India. A tutta birra! Lo diciamo per incitare qualcuno dalla massima velocità. L'origine più curiosa risale ai carrettieri di un tempo che pare utilizzassero dare la birra ai propri cavalli come ricostituente energetico. Un'altra ipotesi suggerisce invece che sia una storpiatura del francese à toute bride, ovvero a tutta briglia. Giuseppe Arcimboldi, il Gran Bizzarro di Milano. Pittore geniale e visionario, divenne celebre alla corte di Vienna per le sue teste composte. Ritratti incredibili realizzati incastrando fiori, pesci, frutta e verdura che, visti da lontano, formano volti umani grotteschi. Un matto che ha saputo nascondere messaggi profondi e filosofici dietro l'apparenza di bizzarri scherzi pittorici. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. L'ottimismo è la fede che porta al successo. Non si può far niente senza speranza e fiducia. Ed io spero che questa domenica inizi per voi con la giusta fiducia nel futuro. Io aggiungerei anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Grazie per essere stati con noi, io vi aspetto domani, sempre qui per iniziare assieme una nuova settimana. Buona domenica dalla vostra Jaire.